abbiamo visto in qualche passaggio dell'ultima legislatura probabilmente anche uno scadere della qualità del lavoro e anche della qualità per come veniva presentata appunto l'attività dei consiglieri e il lavoro d'aula. C'è bisogno di un cambio di marcia, c'è bisogno di autorevolezza all'interno di quest'Aula ma anche del lavoro delle commissioni e ripeto, mi sembra che i consiglieri arrivati stiano partendo con uno spirito propositivo che darà risultati e frutti anche in breve tempo nei lavori delle commissioni del Consiglio regionale e del Parlamento dei Veneti. Qui all'interno dell'Aula dobbiamo, se possibile, trovare obiettivi comuni e anche raggiungerli. È stato anche un bel segnale da parte delle minoranze quello di aver voluto votarmi e per questo ringrazio appunto tutti i consiglieri distintamente e quindi far partire subito l'operatività del Consiglio e non aspettare riti bizantini e perdite di tempo che non servono a nulla. Quindi ringrazio anche le minoranze, ringrazio soprattutto la maggioranza, soprattutto il mio partito che ha voluto indicarmi come Presidente del Consiglio regionale. Ripeto, c'è la possibilità di lavorare bene insieme anche perché frequentando la gente, capendo i problemi e anche il mio richiamo ad essere comunque sempre fra la gente nei collegi elettorali e non richiudersi all'interno dell'Aula serve a portare i problemi reali del Veneto all'interno di discussioni, all'interno di provvedimenti che servono a risolvere questi problemi. Massimo Giorgetti è un amico con cui abbiamo condiviso appunto un lavoro spalla a spalla in giunta regionale. Con Bruno Pigozzo abbiamo molti temi affrontati, io da assessore e lui da consigliere, io penso che appunto ci sarà modo e possibilità di lavorare per tutti, sia per i consiglieri e segretari, Maurizio Conte e Antonio Guadagnini, per far sì che anche la macchina del Ferrofini riparta con slancio e dia, ripeto, risultati, qualità del lavoro e impostazione anche nel lungo periodo per fare leggi utili ai veneti. L'operatività del Consiglio regionale ma anche della Giunta la decidiamo noi con atti che sono appunto anche che seguono i ritmi della società veneta e che ripetono devono superare bizantinismi, devono superare quei riti che la gente non comprende e non capisce. Dobbiamo essere efficaci e efficienti in aula e anche fuori l'aula.